salute che se ne va. Buongiorno a tutti, buona domenica, sempre un piacere poter essere qua. Grazie e pace nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Un saluto a tutti i fratelli qui presenti stamattina, un saluto a tutti i fratelli che stanno seguendo, saluti a Pastor Kai in Brasile, saluti a tutti quanti che ci stanno seguendo. È sempre bello poter la domenica mattina riservare questo momento al Signore, così come Chiesa. Durante scorsa settimana, se non mi sbaglio, stavo dando una ripulita nell'armadio e ho trovato questo pezzo di carta scritto durante uno dei primi campeggi al quale ho partecipato come staff, che ho deciso di portarvelo per leggerlo, perché quello che mi ha colpito all'epoca è che il ragazzo che ha scritto questa preghiera era davvero un ragazzino, forse una delle prime volte che si trovava in un campeggio. E per chi non lo sapesse, nei nostri campeggi abbiamo istituito questa sentinella, che è una persona incaricata ora per ora di pregare per il benessere dello staff, per il benessere dei campisti, per la buona riuscita generale del campeggio. E questo ragazzino così piccolino, che oggi probabilmente un uomo, probabilmente mi guarda dritto negli occhi, se non mi sbaglio credo di averlo visto qualche anno fa ed era decisamente molto alto, ha voluto scrivere questa preghiera e mi ha colpito così tanto, e ve la voglio anche leggere, perché è una preghiera davvero piccola, davvero umile, ma che ci può insegnare davvero tanto. Ha scritto diversi nomi che io passerò sopra. Però questo ragazzino, credo che all'epoca avesse 11 anni, scrive: «Oh Signore, ti ringrazio per mia sorella, proteggila, abbine cura perché io la consegno a te». C'è qualche errore grammaticale col quale cerchiamo di passarci sopra. «Le voglio molto bene, proteggi mio cugino e anche mio amico, metto nelle tue mani la loro vita, occupatene tu perché so che anche tu li trovi come fratelli. Prego per, nome di un altro amico, forse uno dei miei amici preferiti. Aiuta la mia squadra in questo momento perché io non li posso aiutare ora. Allora benediscili, fagli fare qualcosa di spettacolare. Aiutali a vincere perché sono un'altra famiglia per me e vorrei aiutarli con tutto il cuore. Prego per la migliore amica di mia sorella, prego per i miei compagni di stanza e spero che non gli succeda nulla di male. Prego per il gruppo di lode, per Pastor Caio, Pastor Sandro, Pastor Marcello, per Emanuele, Samuel, Giovanni, Giulianna, Monique. Porta la tua mano in questa chiesa in nome del tuo primogenito che ci hai donato per salvarci, Gesù. Amen». E quello che mi ha colpito così tanto è che questo ragazzino, in mezzo a questo campeggio, in mezzo a così tante persone che ha conosciuto per la prima volta pochi giorni prima, ha deciso di non pregare per sé, di non pregare per il proprio benessere, ma solo e esclusivamente per gli altri. Ha deciso di pregare per lo staff, ha deciso di pregare per i suoi compagni di squadra, come abbiamo potuto vedere, per gli amici della sorella. Perciò, spinti da questo spirito, vi invito ad alzarvi in piedi, in modo che anche noi possiamo pregare con questa visione per l'altro, questa visione distogliendola appunto da noi stessi, ma solo per le altre persone. Prendiamoci un momento e preghiamo insieme come Chiesa. Ti ringraziamo, Padre, in questo momento per le altre vite che hai deciso di mettere nella nostra vita. Ti ringraziamo per le possibilità che abbiamo avuto di conoscere le altre persone, i nostri fratelli in Cristo, i nostri amici, i nostri parenti. E ti chiediamo, Padre, che tu li possa benedire. In questo momento come Chiesa, Padre, ci rivolgiamo a te perché riconosciamo che tu sei grande, sei potente, e ci rivolgiamo a te perché sappiamo che tu hai il potere di benedire, di curare. Perciò ti prego, Padre, proteggi le nostre famiglie, le famiglie dei nostri amici. Ti chiediamo, Padre, in particolare per tutte le persone che magari non sono presenti qui stamattina, che stanno affrontando le loro battaglie, che possono avere problemi di salute, possono avere problemi di qualsiasi tipo. Noi vogliamo pregare per quelle persone. Vogliamo chiedere, Padre, la tua misericordia per tutti i nostri amici, colleghi di lavoro, per tutti i nostri leader che magari ancora non ti conoscono.
E ti chiediamo, Padre, che tu ci possa dare sempre le capacità, i momenti, la saggezza per poter proclamare il tuo santo Vangelo. Tutto questo noi ti preghiamo, Padre, stamattina nel nome del tuo amato Figlio Gesù. Amen. Lo diamo insieme. Oggi possiamo gridare, hai riempito la nostra bocca di lode. Le nazioni diranno, chi è come il Signore, ci ha donato una vita di gioia e danza. Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Le nazioni sapranno che Cristo è il Signore, nel suo nome si trova la pace e la vita. Noi vogliamo cantare e con gioia gridare, ci dono una canzone di grazia e rifugio. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Andrò cantando, con grande gioia, e seminando, andrò cantando, la bellezza, la grazia eterna in Cristo Gesù. Andrò cantando, con grande gioia, e seminando, andrò cantando, la bellezza, eterna in Cristo Gesù. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Amen.
Signore, è davvero che questa mattina noi possiamo avere lo sguardo fisso su di te, Padre, avere lo sguardo fisso sui nostri fratelli, che possiamo ricevere il tuo amore, possiamo donarlo agli altri, Signore, che noi possiamo avere questo spirito di comunione, Signore, di comunità, che possiamo esserci per sostenerci, Signore, e che questa forza possa venire da te, Signore, solamente da te, dal tuo amore, dalla tua bontà, da tutto ciò che fai per noi ogni giorno, ogni settimana e che hai fatto per noi fino ad oggi, Padre. Ti ringrazio per la persona che sei, per ciò che ci dai, perché provvedi sempre alle nostre necessità, Signore. Grazie, Padre. Amen. Ti amo, Dio, la tua grazia mai mi manca, i giorni miei tenuti nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al calare della sera, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. Amo la tua voce, tu mi hai guidato nel deserto, nella notte buia, sei vicino come nessun altro. Io ti conosco come Padre, migliore amico mio, io canterò della tua bontà. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà. La tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la mia vita ora riposa in te, non posso arrendere, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la tua bontà mi guarda e corre verso me, la mia vita ora riposa in te, non posso arrendere, la tua bontà mi guarda e corre verso me. Nella mia vita sei fedele, nella mia vita sei così buono, nel respiro più profondo io canterò della tua bontà.
canterò della tua bontà. Tu mi conosci, Signor mio Dio, anche quando sbaglio, so che mi ami. La tua presenza
So che io so mi ami. Noi sappiamo, Signore. So che mi ami. Io lo so. So che mi ami. Io so che mi ami, Signore. Mi ami. Nonostante tutto, Signore, io so che ci ami, oh Padre. Non meritiamo tante volte, Signore, essere davanti a te, ma la tua misericordia che si rinnova ogni giorno nelle nostre vite, Signore, ci dà questa opportunità di lodare il tuo nome, Signore, di ringraziarti, Signore, di alzare le nostre mani e le nostre voci per dire: so che mi ami, Padre. Io conosco il tuo amore, Signore. Io conosco il tuo amore verso la mia famiglia. Io conosco il tuo amore verso i miei figli, verso il mio lavoro, Signore, la mia casa, Signore, il tetto sopra la mia testa. E Signore ci ama non solo per quello che ci dà, ma quello che è nelle nostre vite, oh Padre. Cantiamo insieme. So che mi ami. So. Tu sai? So che mi ami. So che mi ami. Alla croce. Alla croce adoro te. Hai sparso il sangue tuo per me. Non c'è più grande amore. Nella tomba non sei più, sei nella gloria di lassù. Nessuno ci separerà. Sei morto per me, risolto per me, per senza per la tua misericordia. Parla ai nostri cuori, Signore. Usa, Signore, la tua parola, Signore, per fare trasformazione questa mattina nelle nostre vite, Signore. Che noi possiamo uscire di qui, Signore, pieno, Signore, della tua bontà, della tua misericordia, della tua vita dentro di noi, Padre. E che durante la settimana possiamo veramente parlare di questo amore, Signore, e dare, Signore, i tuoi frutti, Signore, finché altri, Signore, possano vedere chi tu sei e che tu ci ami, oh Padre. Lode il tuo nome, Signore. Ricevi la nostra adorazione, l'adorazione della Chiesa, oh Padre. È questo che ti chiedo in nome di Gesù. Amen e amen. Potete sedervi.
Amen. Ed è grazie a questo amore, infinito amore che abbiamo ricevuto, che abbiamo accesso oggigiorno alla parola di Dio. E in particolare stamattina voglio portarvi un testo un po' lunghetto, quindi vi chiedo gentilmente se mi potete seguire nelle vostre Bibbie, che siano cartacee, che siano digitali, che siano in qualsiasi formato, in Matteo capitolo 13. Matteo, Vangelo di Matteo, primo libro del Nuovo Testamento. Matteo capitolo 13, leggeremo i versetti dal 24 a 30 per poi saltare al 36 fino al 43. Sta scritto: Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? E gli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutte e due crescano insieme fino alla mietitura e, al tempo della mietitura, dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Saltando al versetto 36. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa e i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà pianto e lo stridor di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Preghiamo che il Signore ci possa parlare stamattina attraverso questo testo. Ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità che abbiamo stamattina di riunirci insieme alla tua Chiesa fisica. Ti ringraziamo per la vita dei nostri fratelli col quale possiamo avere questo momento insieme. Ti ringraziamo, Padre, per la parola che tu ci rivolgi non solo oggi, non solo attraverso questo testo, ma lungo tutte le nostre vite. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire questo momento, che tu possa illuminare attraverso il tuo Santo Spirito e che tu possa parlare ai nostri cuori, a ciascuno il messaggio di cui ha bisogno, affinché la tua volontà possa essere compiuta. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Questa è la famosa parabola delle zizzanie, un testo molto famoso di Matteo capitolo 13, in particolare un capitolo pieno di parabole che vanno a battere sempre sugli stessi temi, sulle stesse immagini. In particolare all'inizio di Matteo capitolo 13 troviamo la famosa parabola del seminatore, che serve un po' come introduzione a tutto questo, ma credo che quando si parla di questo genere di parabole vale ogni tanto la pena prenderci un attimo per dare un'occhiata al contesto storico. Perché non so voi, non sono un seminatore, non sono un contadino, non ho passato la mia infanzia nei campi, e quindi ad esempio quando si parla di grano e di zizzania io non ho una chiara idea in mente di che cosa stia parlando. Perciò sono andato su internet, sono andato a cercare e vi voglio portare un piccolo giochino, perché così leggendo magari ci passiamo sopra senza alcun dettaglio, però all'epoca era un problema serio effettivamente. Perciò queste sono due immagini, in una di queste immagini c'è il grano, in una di queste immagini c'è la zizzania. Vi lascio qualche secondo per stabilire nella vostra testa cosa è cosa. Chi pensa che a sinistra ci sia il grano sulle manine? Grano a sinistra, grano a sinistra? Chi pensa che il grano sia a destra? Ok, proviamo a vedere la soluzione perché non me lo ricordo neanch'io.
Complimenti a tutti quelli che hanno detto che il grano era a sinistra. Come vedete non così semplice, sono andato a cercare appositamente le immagini che non sono quelle classiche dal libro di scuola domenicale col grano bello tutto dorato e la zizzania brutta, marrone, morente, ma vedete che non è così facile. Prossima immagine, vediamo se avete già imparato. Qua cambiamo un attimino i colori. Chi pensa che il grano sia a sinistra? Sulle manine? Chi pensa che il grano sia a destra? Quasi tutti? Vediamo se avete indovinato. È bella l'immagine classica da pubblicità del mulino bianco con le spighe di grano in frutto. Ok, andiamo avanti. Proviamo a vedere adesso come ve la cavate con questa illustrazione storica dal libro di enciclopedia. Chi pensa che questa immagine sia del grano sulle manine? Nessuno? Chi pensa che sia la zizzania sulle manine? Unanimità? Vediamo se avete indovinato. Bravi, complimenti, la zizzania. Come vedete non è esattamente così immediato. Qua adesso siamo belli, tranquilli, seduti, stiamo guardando due immagini ben distinte in cui sappiamo che una è il grano e l'altra è la zizzania, ve l'ho detto all'inizio. Però questo esercizio che stiamo facendo, immaginatelo in un campo dopo magari 12 ore di lavoro, sotto un sole battente, in cui magari state raccogliendo qualcosa così, a questa altezza, e riconoscere la differenza fra grano e zizzania. Vedete che c'è una certa difficoltà, in particolare l'immagine che di solito spezza fra proprio il 50 e 50 è la prima, no? Quando grano e zizzania sono ancora verdi, sono ancora in crescita, non sono arrivati a quello stadio famoso del quale vediamo sempre le foto. E quindi Matteo 13 apre con questa immagine del seminatore. In particolare con la parabola del seminatore ci sta comunicando che il compito del seminatore non era per nulla qualcosa di facile. C'erano certe difficoltà, c'era una strada, c'era un terreno non disponibile, c'erano luoghi rocciosi, c'erano spine, c'erano nemici. Nei versetti 37 e 38 di Matteo 13 la spiegazione di Gesù si sofferma su due principi molto molto importanti. Lui è il seminatore, noi e il campo è il mondo. Perciò sembra banale, ma dobbiamo comprendere uno dei messaggi più importanti di questa parabola è che lui è il seminatore. Di conseguenza lui semina. Lui trasforma il cuore e solo lui dà potenza alle parole che diciamo, come viene espresso più volte nella parola, che è sempre grazie a lui, è sempre in merito a lui, è lui che ci dà la potenza, è lui che ci dà le parole, è lui che ci dice cosa dire nei momenti critici. Però è una lezione che va presa tutto il pacchetto, perché non possiamo neanche prendere questo fatto, questa verità, e trasformarlo in una scusa per poter starcene a casa, in panciolle, perché tanto, Dio fa, Dio sa, tanto è Dio che mi metterà davanti alla persona che avrà bisogno, Dio mi darà le parole giuste, Dio farà tutto, perciò io me ne posso stare tranquillo. Perché in Romani, capitolo 10, versetto 14, sta scritto: ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annunci? Perciò è innegabile la nostra responsabilità nell'annunciare, nello spiegare, nel condividere questo messaggio che noi in primis abbiamo ricevuto. E in questo particolare contesto ci troviamo davanti a uno spettro con due estremi nel quale noi non possiamo cadere. Da una parte troviamo testi come Romani capitolo 10 versetto 14, che spingono la responsabilità nelle nostre mani, che ci dicono, ci invogliano a prendere, a fare, ad agire con le nostre mani, con le nostre capacità, con i nostri talenti. Però non possiamo cadere nell'estremo di pensare che è tutto merito nostro, è tutto grazie a noi, siamo noi che decidiamo, siamo noi che facciamo. E poi ci sono testi, nell'altro estremo nel quale non possiamo cadere, che è Giovanni capitolo 16 versetto 7 e 8, molto molto famoso, in cui sta scritto: eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Perciò
è lo Spirito Santo che convince, è lo Spirito Santo che informa, è lo Spirito Santo che agisce nel cuore delle persone. Abbiamo questi due estremi nel quale noi dobbiamo trovare la giusta via di mezzo, nel quale sì, dobbiamo uscire, dobbiamo agire, dobbiamo aiutare, dobbiamo collaborare il seminatore nel suo compito, nel suo lavoro, e allo stesso tempo dobbiamo sempre tenere bene in testa che noi siamo collaboratori, che noi aiutiamo, che noi coadiuviamo, noi non seminiamo. Lui ha seminato, lui sa, lui fa, lui agisce, lui convince secondo i suoi tempi, secondo le sue modalità, anche se questo può essere ogni tanto frustrante dalla nostra parte. Perciò l'azione unica e sovrannaturale di Dio non toglie l'importanza del nostro lavoro, che è annunciare a tutte le creature il regno di Dio. È il nostro potere ed è il nostro obbligo pregare lo Spirito Santo affinché Lui convinca. Mi soffermo tanto su questa parola perché è un termine che viene utilizzato spesso nel Nuovo Testamento ed è ricco di significato, che lo Spirito Santo convinca del peccato, convinca le persone che c'è un peccato, che c'è una salvezza al quale loro si devono appendere. Perché, di nuovo, questo è il suo regno, questo è il suo campo. E come seminatore solo Dio ha il potere assoluto sul proprio campo. E questa verità è fondamentale per capire tutti i riferimenti che troviamo all'interno di questa parabola. È la base di questa parabola. C'è un campo, c'è, come leggiamo nel versetto 41, il suo regno sul quale il seminatore, sul quale Dio ha l'autorità, sul quale Dio è il re che può effettivamente giudicare, che può effettivamente decidere cosa fare, quando fare, eccetera, eccetera. E questo che stiamo dicendo si collega molto a un versetto in particolare di Corinzi, al capitolo 3, in cui sta scritto: noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Qui Paolo stava parlando in particolar modo delle persone che erano con lui, con i suoi collaboratori. Stava dicendo: noi siamo i collaboratori e voi siete il campo. Noi collaboriamo, noi aiutiamo. Noi non siamo i protagonisti, siamo le persone senza nome che vanno a fare la manovalanza alla fine. Poi nella figura dei collaboratori troviamo anche lì delle lezioni molto molto interessanti, perché la parabola continua mostrandoci come dopo una dura giornata di lavoro i collaboratori, qualcuno direbbe anche giustamente, dormono. Sfido chiunque qua dopo una dura giornata di lavoro, possibilmente sotto il sole, a non essere stanco e a non godersi del meritato riposo. Per noi è razionale, è logico che vengano questi momenti. Però mentre loro riposano, arriva la figura del nemico, il seminatore di zizzania. Abbiamo visto prima come questa erba infestante è molto vicina all'apparenza del grano, però quello che non vi ho detto è che all'epoca non era un semplice scherzo quello di seminare zizzania nel campo di un'altra persona. Perché la zizzania, oltre ad essere un'erba infestante, oltre ad essere molto molto simile al grano, è velenosa. Seminare zizzania nel campo di una persona era sostanzialmente una condanna a morte. Non le davi soltanto un danno di tipo economico, perché poi quel grano insieme a quella zizzania veniva trasformato in farina. Quella farina veniva utilizzata per fare il pane. Quel pane poi finiva a tavola, avvelenato. Seminare zizzania era un atto di guerra. Era un atto volto a distruggere la vita del proprietario del campo. Perciò questo nemico che viene introdotto così, senza nome, senza immagine, nel versetto 25, è molto particolare perché possiamo capire così tra le righe, possiamo anche immaginare che fosse una figura conosciuta. Nessuno riesce a crearsi un nemico mortale senza avere una storia dietro. E perché mi soffermo su questo? Perché mi soffermo sul versetto 25 in cui i collaboratori hanno dormito. I collaboratori si sono riposati, non hanno vegliato sul raccolto. Come hanno potuto quei collaboratori addormentarsi come se nulla fosse?
Molto probabilmente quei collaboratori sapevano dell'esistenza di questo nemico, perché di nuovo era un nemico mortale. Eppure i collaboratori hanno dormito, non hanno custodito, non hanno vegliato. E questo tema lo troviamo cosparso lungo tutta la Bibbia. Per darvi un'idea, se scendiamo fino a Genesi, al secondo capitolo della Genesi, il versetto 15, sta scritto: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Custodisse. A cosa serve un custode? Magari qualcuno qua anche è custode o ha fatto nel corso della sua vita il custode, però la figura del custode solitamente la mettiamo a protezione di qualcosa. Mi viene in mente soprattutto il custode come può essere di un museo, no? Una persona che solitamente sta lì la notte durante gli orari di chiusura per custodire il museo, oppure un custode anche a scuola come può essere. Una persona incaricata di custodire, di vegliare, di proteggere. È molto interessante perché sia nel Vecchio Testamento sia nel Nuovo, ogni volta che troviamo queste parole che appartengono a questo campo semantico della protezione, della custodia, sono sempre parole che, scavando nell'originale, riportano un'immagine militare. Prima durante l'introduzione ho parlato della figura della sentinella che c'è nei nostri campeggi e mi ricordo molto bene perché quando l'abbiamo introdotta per la prima volta abbiamo fatto tutto uno studio al riguardo, perché la sentinella in un campo militare era una persona importantissima, era una persona che aveva il compito di vegliare sull'intero accampamento. Era suo il compito di stare sveglio durante la notte, di stare allerta, di stare con gli occhi ben aperti verso un possibile nemico per poter svegliare l'accampamento in caso di un'imboscata, in caso di un attacco, in caso di qualsiasi sorpresa del quale ci fosse bisogno. Perciò, di nuovo, c'è questa idea della custodia. C'è bisogno di custodire solo quando c'è un nemico. Solo quando c'è un pericolo, c'è bisogno di una sentinella solo quando c'è un nemico da sconfiggere, solo quando sei in guerra. Ed è molto interessante perché immagino tutti noi qua dentro conosciamo la storia di Adamo ed Eva, così ce la ricordiamo banalmente come Eva che prende il frutto, eccetera. Però in tutta la Bibbia il nome di Eva, la figura di Eva compare pochissimo. Appare sempre la figura di Adamo. In particolare mi viene in mente Romani capitolo 5, un capitolo importantissimo, nel versetto 12 in cui sta scritto: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Perché la Bibbia si focalizza tanto sull'uomo, su Adamo, su Adamo? Non perché è sessista come alcuni vi vogliono far credere oggigiorno, ma perché Adamo aveva questo compito datogli sin dalla sua nascita di custodia, di protezione. Adamo era una sentinella e Adamo non ha vegliato, Adamo non ha custodito, Adamo non ha protetto, con tutti gli avvenimenti che conosciamo e che possiamo trovare nei piccoli capitoli nei primi capitoli di Genesi. Perciò l'uomo ha trascurato il suo compito, ha trascurato il suo ruolo e ha dormito. Nella parabola delle zizzanie i collaboratori hanno trascurato il loro compito e hanno dormito. E questo è un avviso, un monito, perché spesso ci mettiamo magari a disposizione, mi viene in mente l'evangelizzazione che faremo a Belluno il sabato 28, e magari ci mettiamo come chiesa, come comunità, come piccoli gruppi, come famiglie, a pregare, ci mettiamo a studiare, ci mettiamo con questa lunghissima preparazione per poter arrivare lì col cuore pronto, poter aiutare nella semina, poter condividere questo onore che abbiamo di aiutare il seminatore, di coadiuvare questo Spirito Santo che poi convincerà le persone del peccato, portare nuove persone a Cristo. Arriva il giorno dell'evangelizzazione, ci svegliamo presto, andiamo, digiuniamo, per poi il giorno dopo riposarci, per poi il giorno dopo abbassare la guardia, per poi il giorno dopo semplicemente staccare la spina, perché di nuovo, razionalmente, umanamente parlando, è normale, naturale. Ho lavorato così tanto ieri, oggi riposo, oggi basta, oggi non sto a vegliare.
Non sto più con quello sguardo attento ed è lì che entra il nemico. Perché infatti la Bibbia, in Efesini capitolo 6, versetto 18, ci dice: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Di nuovo, vegliate con ogni perseveranza. Sempre, costantemente, ancora. Prima Pietro, capitolo 5, versetto 8, versetto famosissimo: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Vegliate. Di nuovo questa immagine, e ogni volta che trovate questo termine nel Nuovo Testamento, vi invito ad immaginarvi un'immagine militare. Vegliare come fa una sentinella. In un campo di battaglia bisogna vegliare, gli occhi bene aperti, il nemico alle porte, una guerra continua e incessante in cui noi siamo chiamati ad essere soldati, siamo chiamati a rivestirci di un'armatura e di poter vegliare, di poter custodire. Ed è molto interessante il versetto di, appunto, Primo Pietro, perché parla di un leone ruggente. Ed è molto interessante perché quando immaginiamo il diavolo, ce lo immaginiamo con la classica figura delle corna, la classica figura che vediamo di solito nei film, nelle serie TV, in qualsiasi media che possiamo trovare oggigiorno in TV o via internet. Però quando invece andiamo ad analizzare la figura biblica del nemico, quando andiamo ad analizzare volta per volta dove il nemico ha agito, come il nemico ha agito, non troviamo questo leone spavaldo, non troviamo questa forza, non troviamo questo nemico che arriva pomposo, rivestito di un'armatura lucente che lo si può vedere a chilometri di distanza, ma troviamo invece qualcuno che agisce nell'oscurità, qualcuno che agisce di notte. Sempre in Efesini capitolo 6, che è il famoso capitolo in cui si parla dell'armatura di Dio, di rivestirsi della completa armatura di Dio, Paolo ci scrive: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Nella parabola delle zizzanie c'era un nemico mortale che non è venuto a conquistare militarmente, che non è venuto con spada e scudo, che non è venuto portando una guerra come ce la immaginiamo, ma è venuto di notte, è venuto come un ladro, è venuto per rubare, ammazzare e distruggere, è venuto in un modo subdolo, è venuto attraverso un'insidia. E questo è molto molto importante, perché quando analizziamo la figura del diavolo, la figura del nemico, in tutta la Bibbia, in tutto il testo, troviamo sempre questo modo di fare, un modo subdolo, un modo attraverso l'insidia, un modo che di nuovo non viene dipinto come una forza inarrestabile, come questa montagna che ci viene addosso, alla quale non possiamo resistere, perché non è vero, ma ci viene sempre rappresentato come un serpente, come qualcuno che usa tranelli, come qualcuno che gira le parole per ottenere quello che vuole. E cos'è che il nemico vuole? La stessa cosa che voleva nella parabola delle zizzanie: la completa distruzione del campo, la completa distruzione del regno. Continuando con la parabola, arriva la mattina dopo. I collaboratori si svegliano, notano, magari qualcuno con un occhio più attento, nota che sta crescendo della zizzania in mezzo al grano e subito vanno a interpellare il seminatore. Togliamola. Gli uomini che fino a 2 minuti fa stavano dormendo, improvvisamente si svegliano zelanti, improvvisamente si svegliano con una chiara direzione in testa. No, c'è un campo, c'è del grano, noi lo dobbiamo proteggere, dobbiamo eliminare la zizzania. Signore, ti prego, dacci il permesso di poter andare e di poter sradicare completamente quest'erba infestante. Gli uomini, visto quello che avevano fatto, tra le righe incolpano il seminatore. A me piace pensare così, perché se leggiamo tra le parole è il classico detto non detto: ma Signore, ma come mai c'era zizzania? Non hai forse tu seminato il grano? Cos'è sta storia? Quindi tra le righe: colpa mia non è, io non ho fatto niente, io ho seminato i semi che tu mi hai dato, quindi la zizzania non è colpa mia. Però lì il seminatore, il saggio seminatore, dimostra di avere già una soluzione per questo e ci invita a qualcosa
alla quale noi non siamo abituati, alla quale sinceramente noi non vogliamo abituarci. Ci invita alla pazienza. Il seminatore spiega che la zizzania è stata piantata da un nemico e poi ferma i suoi collaboratori, dicendo no, non voglio che voi andate là a sradicare la zizzania dal campo, non voglio che voi andate a togliere i figli dell'iniquità dal regno. Perché? Perché correte il rischio di sradicare anche i figli del regno, di danneggiare quello che è il grano. E questo è molto importante perché noi siamo molto veloci a risolvere le nostre cose nei nostri modi, secondo i nostri modi razionali. Di nuovo, umanamente seguiamo la stessa logica. C'è un problema, lo togliamo di mezzo. Nella Bibbia ci sono tante vicende che riportano di nuovo questa immagine. A me in particolare viene sempre in mente la figura di Mosè. Leggiamo in Esodo capitolo 2, versetti 11 e 12, in cui sta scritto: in quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli. Notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che percuoteva uno degli ebrei, suoi fratelli. Troviamo Mosè che fa qualcosa che ai nostri occhi è giusto, che ai nostri occhi è qualcosa di buono. Perché, di nuovo, questi sentimenti di cui stiamo sempre parlando sono sentimenti che nascono da qualcosa di buono. Perché i seminatori e perché i collaboratori volevano togliere la zizzania? Perché volevano preservare il grano, volevano di nuovo avere questo campo solo di grano, volevano proteggere in qualche modo l'opera del seminatore. Erano spinti da una buona volontà. Mosè ha visto i suoi fratelli in difficoltà ed è stato mosso da pietà, ed è stato mosso da questo sentimento di questa è un'ingiustizia che non può continuare. Però Mosè cosa fa? Lo leggiamo nel versetto 12: e gli volse lo sguardo di qua e di là e visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose nella sabbia. Di nuovo la soluzione pratica, la soluzione veloce, la soluzione che va dritto al punto, la soluzione logica, umana. Poi il testo continua descrivendo le conseguenze di questa sua scelta. Poi Mosè deve scappare. Il principe d'Egitto deve fuggire come un criminale perché la gente lo voleva prendere e voleva fare giustizia, lo voleva uccidere per quello che aveva fatto. Anche fra i suoi fratelli lo volevano uccidere per quello che aveva fatto. Perciò, di nuovo, le conseguenze di risolvere a modo nostro, le conseguenze di voler risolvere in un modo logico, in un modo umano, in un modo razionale, un problema che di logico umano non ha praticamente nulla. E la parabola delle zizzanie finisce come? Davanti a questa scelta di cosa agire, questo problema della zizzania in mezzo al campo, quest'erba velenosa che avrebbe ucciso il seminatore, la troviamo alla fine della parabola. La risposta di Dio. Perché la risposta di Dio è che noi non siamo chiamati a sradicare, ma siamo chiamati a predicare. È interessante che nella parabola delle zizzanie i lavoratori, i collaboratori che hanno aiutato nel momento della semina sono distinti dai seminatori. Sono due figure molto diverse. Il seminatore dice: io chiamerò altre persone che vengano per il raccolto. Il seminatore dimostra di essere saggio, di essere provveduto, avere già i mezzi e la strategia a disposizione per risolvere il problema, come se già se lo aspettasse. Nella parabola il seminatore ha come scopo principale quello di salvaguardare il grano nel campo, massimizzare il raccolto. E appunto per questo trova una strategia che possa aiutare in questo. Sì, faremo in modo di raccogliere il grano, faremo in modo di sradicare la zizzania, ma al tempo giusto. Dopo che abbiamo seminato magari con la nostra vita, con le nostre parole, con le nostre azioni, che sia in piazza, che sia nel luogo di lavoro, che sia a scuola, che sia all'università, non è raro vedere come i nostri sforzi sembrano essere lavati via, sembrano essere contaminati dall'azione del nemico, perché di nuovo siamo in una continua guerra, c'è un nemico alle porte. E cosa facciamo? Ci nervosiamo perché vediamo l'opera del seminatore essere scialacquata via.
essere messa in una situazione molto molto complicata e noi non vogliamo aspettare il tempo di Dio. Arriviamo al seminatore e gli diciamo: Signore, ma tu non vedi la zizzania in mezzo al tuo campo di grano? Non vedi il male serpeggiare all'interno delle tue chiese, all'interno delle tue comunità, all'interno delle tue famiglie? Non vedi magari falsi dottori, false dottrine che passano, che si insinuano come veleno all'interno del tuo campo, all'interno del tuo regno? Signore, ti prego, fa qualcosa. Più volte mi sono trovato a vedere con molta difficoltà persone che magari si allontanavano dalla Chiesa, che si allontanavano dalla famiglia, persi per via di queste zizzanie, per via di questo veleno che il nemico ha piantato, queste insidie del nemico. Altre volte ci arrabbiamo perché vediamo che ci sono dei figli del maligno, utilizzando l'espressione biblica, delle persone che non hanno a cuore il regno, venire e distruggere il regno, venire e avvelenare, venire e ammazzare e distruggere. E ci scocciamo di aspettare i tempi di Dio, optando per fare le cose a modo nostro, tagliare, sradicare, andare, agire su questo campo, perché di nuovo siamo mossi da questo buon sentimento che noi vogliamo preservare l'opera del seminatore. Però la risposta di Dio, per quanto incomprensibile a noi, arriva a suo tempo. E c'è un versetto col quale voglio chiudere, che è 2 Pietro, capitolo 3, versetto 9, che mi piacerebbe, se avete la vostra Bibbia cartacea, sottolinearlo, la digitale, trovare un modo per salvarlo, perché è davvero un versetto col quale, se vi dovete dimenticare tutto quello che ho detto e portarvi a casa solo una cosa, portatevi a casa 2 Pietro, capitolo 3, versetto 9, in cui sta scritto: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. E è molto facile leggere la parabola delle zizzanie, e dico così perché per me è stato molto facile, poi magari personalmente per voi non è stato, però è molto facile leggere la parabola delle zizzanie e inquadrare subito questo scenario molto facile da capire. C'è il grano, c'è la zizzania. C'è il buono, c'è il male, c'è qualcosa che deve essere protetto, c'è qualcosa che deve essere sradicato, semplice, pulito. Ci sono figli del regno, ci sono figli del maligno. Però la parabola delle zizzanie va oltre. Non parla soltanto a un livello macroscopico, a livello di regno, a livello di Chiesa universale, ma parla anche alle nostre vite. Perché nelle nostre vite, dentro di noi, non c'è forse, come ci scrive l'Apostolo Paolo, un edificio di Dio, un campo di Dio. Dentro le nostre vite c'è il grano, c'è il buon Vangelo, ci sono le buone opere, c'è la nostra buona fede che ci porta vicini a Cristo. E poi c'è la zizzania del peccato, e poi c'è la zizzania della nostra carne, e poi c'è la zizzania delle nostre abitudini, c'è la zizzania di quello che ci portiamo continuamente dietro, del quale non ci vogliamo liberare. Sant'Agostino ha una figura molto, molto interessante, più conosciuto nei circoli cattolici, perché era un uomo che ne ha fatte di cotte e di crude, è un uomo che ha vissuto una vita davvero terribile secondo gli standard cattolici, secondo gli standard cristiani, e poi si è convertito. E proprio lui ci scrive: molti sono zizzania prima di diventare grano. Ed è qui che ritorna in mente 2 Pietro capitolo 3 versetto 9, perché di nuovo Dio è paziente verso di noi, verso le nostre vite, verso i nostri difetti, verso tutto quello che noi abbiamo, verso la nostra zizzania che magari non vogliamo davvero sradicare. Dio è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Così come la zizzania dentro di noi continua e Dio porta la pazienza verso questa zizzania, così all'interno delle nostre chiese, all'interno delle nostre comunità, all'interno dei nostri luoghi di lavoro, all'interno della nostra nazione, all'interno del nostro mondo, la zizzania continua. Non perché il bene non ha le forze di sconfiggere il male, non perché non ci sia un modo per distinguere la zizzania dal grano, ma perché Dio è paziente. C'è un tempo
c'è un luogo in cui verrà, in cui separerà davvero il grano da zizzania, ma fino a quando non arriverà quel giorno, noi collaboratori siamo chiamati a collaborare, siamo chiamati ad aiutare il seminatore, siamo chiamati a vegliare sul campo in modo che il nemico non si possa infiltrare e siamo chiamati continuamente a predicare e a seminare, predicare e seminare, consci che arriverà il giorno in cui non sarà tanto necessario sradicare, perché ci sarà un raccolto e lì ci sarà una separazione. E per quel giorno noi dobbiamo portare pazienza, la stessa pazienza che Dio ha con noi affinché arrivi il momento della mietitura, perché di nuovo il Signore non vuole che nessuno perisca, vuole massimizzare il raccolto, vuole il campo pieno di grano. Perciò in questo momento vi chiedo di alzarvi in piedi in modo che noi possiamo pregare per poi passare la parola alla lode. Pregare affinché il Signore ci dia la saggezza, la pazienza necessaria per poter collaborare, sì, con Lui nel campo, poter vegliare e poter proteggere questo campo, proteggere questo grano, proteggere questo raccolto, perché di nuovo è Lui che fa, è Lui che semina, Lui ha il potere decisionale, noi siamo solo collaboratori, noi siamo solo manovalanza, prendiamo il seme che Lui ci dà e aiutiamo a metterlo nel campo. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per il messaggio che ci hai offerto stamattina, ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo ancora di riunirci insieme domenica dopo domenica, ti ringraziamo per questo luogo di culto, ti ringraziamo per il campo che ci hai messo a disposizione, ti ringraziamo, Padre, per la tua semina, per il tuo Santo Spirito che convince noi, che convince il mondo, e ti ringraziamo, Padre, per questo onore che ci dai di collaborare insieme a te come seminatore. Ti chiediamo, Padre, che tu ci possa aiutare non solo qui adesso, ma anche poi durante la settimana, nelle nostre vite. E ti preghiamo, Padre, che tu ci possa dare la tua saggezza per saper distinguere grano e zizzania, la tua saggezza per individuare i momenti nel quale possiamo collaborare con te. Ti preghiamo, Padre, che tu ci possa dare la forza per poter vegliare, per poter proteggere quello che tu hai seminato anche dentro le nostre vite, e ti chiediamo, Padre, che tu ci possa dare la pazienza, la tua pazienza che tu ci hai dimostrato per primo, per aspettare il momento della raccolta. Ti chiediamo, Padre, tutto questo non perché ce lo meritiamo, non perché in qualche modo ce lo siamo guadagnati attraverso il nostro duro lavoro, ma solo perché riconosciamo chi tu sei, quello che tu hai fatto per noi, e perché tu hai deciso di darci questo dono, di darci questa misericordia al quale noi ci aggrappiamo. Ci aggrappiamo alla tua grazia, Padre, anche per il perdono dei nostri peccati, per invocare la tua pazienza sulle zizzanie che abbiamo noi, dentro i nostri campi, delle nostre vite. E ti chiediamo tutto questo, Padre, nel nome del tuo amato Figlio che hai deciso di donarci, per la quale abbiamo tutto questo. Chiediamo tutto questo nel nome di Cristo Gesù. Amen. E continuiamo a rimanere in piedi per il nostro momento di decime offerte, per la quale passo la parola al gruppo di lode.
che Cristo è il Signore. Nel suo nome si trova la pace e la vita. Noi vogliamo cantare e con gioia gridare. Ci dono una canzone di grazia e rifugio. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore. Ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore. Ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Andrò piantando, andrò con grande gioia, disseminando e seminando. Andrò cantando, andrò la tua bellezza, grandezza eterna in Cristo Gesù. Andrò piantando, andrò con grande gioia, disseminando e seminando. Andrò cantando, andrò la tua bellezza, grandezza eterna in Cristo Gesù. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore. Ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Grandi cose ha fatto il Signore, grandi cose ha fatto il Signore. Ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui, ci rallegreremo in Lui. Signore, ti ringrazio per queste decime, per queste offerte, Padre. Ti ringrazio perché è una parte di quello che tu ci doni, Signore. E ti ringrazio per la tua provvidenza su di noi, Signore. Ti ringrazio perché ti prendi sempre cura di noi, Signore, in ogni momento, in ogni circostanza. Ti ringrazio perché tu moltiplichi ogni cosa nelle nostre vite, Signore. Ti ringrazio per tutti i tuoi doni e per la tua bontà, per il tuo amore, Signore, che noi possiamo continuare a vivere la nostra vita con un cuore grato a te, pieno di gratitudine, pieno di amore, pieno di voglia di glorificarti, voglia di onorarti, voglia di mostrare che tutto ciò che abbiamo viene da te, tutto ciò che facciamo è per te, Signore, e che ogni cosa che facciamo possa risplendere la tua luce e la tua persona, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Prendo qualche secondo per le disposizioni finali. Non funziona qua davanti, perciò mi dovrò girare, purtroppo vi dovrò dare le spalle. Sabato 21 febbraio avremo qua il nostro baby shower per Elena, figlia di Marzia, moglie di PH, perciò tutta la chiesa è invitata, come sempre con il caldissimo invito di portare un pacco di pannolini, una pietanza dolce e salata. Per capire quale delle due potete parlare con le responsabili, con le donne della nostra chiesa. Inizierà alle 3, sarà qui a Treviso. Sì, giusto? Alle 3? Sì, non riesco a vedere molto bene. Come ho detto prima, invece sabato 28 avremo un'evangelizzazione a Belluno, saranno lì presenti tutti tutti i giovani della nostra chiesa a partire dalle 3, 3:30, per poi fermarci anche per fare un culto su a Belluno a partire dalle 6. Invitati naturalmente tutti i giovani, però questo non vuol dire che non sono invitati tutti i non giovani, perciò chiunque voglia venire è ben accetto, assolutamente, il benvenuto a venire. Per qualsiasi informazione potete parlare con Junior, potete parlare sinceramente con qualsiasi
uno noi di giovani, anche per se ci sono difficoltà per passaggi, ci sono difficoltà per trasporti, probabilmente ci saranno delle macchine che partiranno da qui per andare verso Belluno, perciò possiamo trovare assolutamente un modo. Ci sarà anche il culto qui, Laga Move, alle 6:30, qua a Treviso come al solito, come ogni sabato, però lo scopo principale è che tutti possano andare su a Belluno. Davvero la cosa migliore sarebbe che qua la Gamove fosse sostanzialmente vuoto e che tutti fossero su a Belluno per partecipare insieme come comunità, come famiglia a questo bellissimo momento. Cos'altro mi sto dimenticando? Mi raccomando, ci sarà anche una pizzata, una raccolta fondi, poi subito dopo il culto sempre su a Belluno, quindi vi invito caldamente a portarvi soldini cash, perché non so se ci sarà la possibilità del POS. Il 21 e il 28 febbraio, ho detto, qualcos'altro? Abbiamo un video per il campeggio che forse può funzionare. Ciao ragazzi, abbiamo una notizia molto importante per voi, adolescenti e giovani dell'Aga Move. Sta arrivando il nostro campeggio Aga Camp 2026 Now You See Me, che si terrà nei giorni 22, 23 e 24 maggio a Belluno. Ecco cosa vi aspetta. Ragazzi, attenzione, sarà un momento molto speciale di tanta comunione con Dio, crescita spirituale e divertimento. Attenzione che a partire dai 14 anni in su, e se volete più informazioni parlate con il nostro coordinatore dei giovani e il nostro pastore. Sicuramente può essere fatto a rate, così nessuno lascia tutto per l'ultimo momento. Organizzati a tempo perché vale davvero la pena. Facciamo un invito speciale a tutti gli adolescenti e giovani, partecipate, e ai genitori incoraggiate i vostri figli, fate la loro iscrizione. Ci vediamo al campeggio Aga Camp 2026, Now You See Me, sarà un tempo incredibile. Complimenti. Come hanno detto loro meglio di me, avremo il nostro campeggio dal 22 al 24 maggio, sarà al Belluno, però non sarà a Santa Giustina come abbiamo fatto gli anni scorsi. Mi raccomando, mi piacerebbe che nessuno il 22 maggio mi telefonasse per dire «Oh, ascolta, io sono qua, però non c'è nessuno». Hai scelto la località sbagliata sul navigatore, ok? Il costo è di 130 euro, però suddivisibile a rate. Il numero delle rate dipende quanto prima vi iscrivete, perciò se vi iscrivete oggi, credo fate ancora in tempo a dividerlo in 4 rate. Per chi si è iscritto già il mese scorso, complimenti, 5 rate. Per chi si iscriverà il mese prossimo, 3 rate, via via, così dicendo. Il termine dell'iscrizione è il 10 maggio, perciò vi aspettiamo numerosi, mi raccomando, i ragazzi, mi raccomando, i genitori a mandare sti ragazzi a fare qualcosa di buono ogni tanto nella loro vita, dal 22 al 24 maggio di quest'anno. Credo di aver detto tutto, mi sono dimenticato qualcosa? Non ho detto dove, a Nevegal, albergo La Pineta, credo, se non mi sbaglio. Comunque ci sono le informazioni sia nel video, sia nel volantino, sia con Junior, sia con il pastore, tutti. Troverete le informazioni lungo tutti i nostri circoli. Ok, nient'altro da proiettare. E le cose extra, abbiamo il ministero social che ok, c'era da proiettare, ok? Che a partire dalla prossima domenica metteranno una cesta lì all'ingresso per la raccolta dei beni di prima necessità, sempre ricordando l'importanza che la Bibbia dà al ministero sociale, all'aiuto dei più bisognosi, Per qualsiasi informazione potete rivolgervi ai responsabili, anche per capire cosa conviene portare, cosa non conviene portare, perché magari tutti inventano di portare il latte la stessa domenica, lì diventa un po' più difficile, è un bene deperibile e quant'altro. Se volete potete ricevere più indicazioni dai nostri fratelli, dai nostri responsabili. Invito gli uomini, in particolar modo, a fermarsi qua dopo il culto per poter aiutare le donne a portare i tavoli che abbiamo in cucina nella sala dei bambini, già in preparazione per il baby shower che avremo sabato, sì, questo sabato che verrà. Mi sto dimenticando di qualcos'altro? Non credo. Saluti a tutti. Comincerò a fare come Paolo, a mettere i saluti alla fine della lettera. Saluti a tutti i presenti, saluti, buona domenica, saluti a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa in live, a tutti quelli che ci seguiranno nel futuro, in macchina, modalità podcast. Saluti a Pastor Caio che nel frattempo è andato in Brasile, sta bene, è vivo, l'ultima volta che mi ha contattato perlomeno
era vivo, perciò non lo vedremo per qualche domenica. Saluti sostanzialmente a tutti, di tutti i paesi. Non so se in live qualcuno vuole scrivere un commento, o per favore saluta la Moldavia perché ti sto guardando la Moldavia. Saluti anche a tutti i continenti, è sempre un piacere poter essere insieme come Chiesa. Alziamoci in piedi per poter pregare e così concludere il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, per questa domenica che abbiamo potuto passare insieme come Chiesa. Ti ringraziamo per questo momento di comunione, per questo momento di lode, e ti chiediamo, Padre, che ti possa benedire adesso i nostri ritorni a casa, le nostre settimane, le nostre famiglie, le nostre case. Tutto questo ti chiediamo, Padre, sempre solo perché a te la gloria, perché tu sei degno, perché solo tu puoi darci tutto questo. Te lo chiediamo, ti invochiamo nel nome del tuo amato Figlio Gesù. Amen. Buona domenica, Dio vi benedica.